Ok, buonasera a tutti e a tutte. Siamo con Pasquale Vitagliano e adesso proviamo a vedere se effettivamente sta registrando su Facebook. Dovremmo essere in diretta, ma si vede solo nella storia. Si vede nella storia, non si vede. Proviamo a condividerla. Dovremmo essere in diretta, ma se sono io, Pasquale, è la mia stessa voce. Ok. Sperando sia andata, aspetto un cenno da qualcuno, non lo so, chiedo a Emilia, chiedo a Doris perché mi ha mandato il messaggio. Puoi vederci su Facebook? Ok, oggi avremo un'occasione straordinaria, soprattutto per me, che sono veramente tanti e tanti anni che veramente Battito. volevo l'onore di fare qualcosa di storico, di concreto con Pasquale. Pasquale mi ha sempre voluto bene, mi ha sempre curato, veramente gli sono grata. Una persona seria, un poeta sommo, grandissimo. Io leggo tanti poeti che effettivamente poi vanno anche nei premi molto popolari. Leggo i libri principalmente, anche se a Napoli li ho incontrati, però non hanno questa personalità così concreta, così importante come quella di Pasquale. Pasquale non perché mi ha scritto la prefazione al libro, perché mi ha inserito nei parole le cose, ma lo dico Ti dicevo una volta, grazie comunque. a prescindere, però Sei soprattutto sincera e quindi ti io ringrazio per avevo questa generosità. Scusami Pasquale, faccio prima l'introduzione e poi ti faccio parlare a te solo. No, io avevo letto questo libro, ho diversi libri qua tuoi, mi manca solo quello di Interno Libri perché non mi dire niente, ma a me è proprio l'editore che mi sta proprio sullo stomaco. Quindi mi dispiace che magari un libro perfetto, un libro ottimo come tutti i tuoi, ma è proprio l'editore che proprio lui è sempre stato sul... Pensa che io gli mandai tanti anni fa perché adesso sì. Doris ha commentato un video, quindi ci vede. Sì, ciao Doris, salutiamo anche Doris. No, non sono solita parlare di terzi in malo modo, però io gli mandai dei te. Ad Asciano non si sente mai niente, questa ok. Vabbè, siamo nella vita vera, è la prova che siamo inseriti nella realtà. E niente, io gli mandai una mia poesia per dire: guarda, non lo so, tieni tutti questi poeti in bianco e nero, metti pure la mia faccia, perché alcuni sono molto più piccoli di me ormai, hanno 10 anni, 15 anni meno a me, i poeti, interno libri, interno poesia, lui non mi ha mai cagato, non mi ha, perdonami l'espressione un po' rock, non mi ha mai calcolato, quindi dopo, ma penso su 10 anni che io non lo considero, lo tengo bloccato tutti i libri e chi pubblica con lui. Ovviamente non c'entra niente, era per dire che ho letto tutti i tuoi libri tranne questo, quindi sono qualsiasi cosa non l'ho letto, sono innocente. Ok. E non voglio assolutamente far parte. Siamo liberi di dare giudizi e di subirli, quindi il solo fatto che ci esponiamo mettiamo in conto di essere giudicati nel rispetto come tu hai fatto. Quindi. Veramente, no, vabbè, non ho messo le mani avanti, che seppure io ho intenzione di scrivere una sorta di curatela, già lo sto scrivendo, però non lo so dove pubblicarla, Pasquale. Ciao Doris, sì. Non so dove pubblicarla effettivamente, poi vedremo. Quindi io ho citato tutti i libri che tu hai scritto, tranne questo. Doris ha detto che ha invitato anche altri amici, penso anche di Neobar, quindi stiamo parlando anche con altri poeti. I poeti tra di noi ci conoscono, sanno la tua penna, sanno che poeta sei, però questo libro a me ha impressionato particolarmente rispetto a quelli scorsi. Io credo che tu hai dato una prova somma alla letteratura, veramente Pasquale, sono onesta. Hai scritto un libro bellissimo, l'abbiamo qua, aggiungi al palco, un libro veramente straordinario, ma come ti è saltata questa luminosità? Cioè, proprio questa... Guarda, è uno spunto nasce da uno spunto amichevolmente polemico, parlando ovviamente così solo per cortesia, ma comunque parliamo di amici, non faccio nomi. E si discuteva soprattutto rispetto ai festival di poesia, sulla poesia facile, sulla poesia
difficile, no? Usando categorie anche discutibili, in realtà richiamando una frase di Fortini, attribuita a Fortini, credo sia stata detta da lui in occasione di un congresso su Rocco Scotellaro, e diceva che la poesia difficile non esiste. Discutendo di questo amico poeta mi disse: tu non scriverai mai una poesia d'amore. E questa provocazione amichevole l'ho presa, nel senso che mi sono domandato: ma sono in grado, intanto, se ho intenzione, cioè se avrei mai voluto scrivere poesie d'amore, posto che tutte le poesie sono d'amore, non credo che si possa scrivere poesia senza amore. Però, diciamo, la provocazione era rispetto al tema. Ovviamente l'ho accolta, ma l'ho accolta con i miei strumenti, con la mia anima, e siccome sono un grande amante, vedi che poi la parola ritorna, di Roland Barthes e di un suo libro, di un suo saggio famoso, forse il più famoso di Roland Barthes, I frammenti di un discorso amoroso, ho detto, e richiamando una sua impostazione di scrittura, quando lui dice che gli scrittori moderni non possono illudersi di scrivere niente di nuovo, farebbero una grande opera riscrivendo le grandi opere del passato. Quindi, proprio seguendo alla lettera questa istruzione bartiana, ho cercato di riscrivere, anche se riscrivere non è esatto, come ti dirò, diremo, capiremo, cioè di scrivere delle poesie d'amore in corrispondenza dei lemmi, delle parole, le 80 parole che introducono i frammenti. Quindi ho scritto in ordine alfabetico preciso, e le ho scritte le poesie seguendo lo stesso ordine, 80 quartine ispirate dal titolo, dal lemma e anche dalla lettura, quindi anche un dialogo con Barthes, con l'amore, col ragionamento amoroso di Barthes. Ovviamente non credo di aver scritto un libro sentimentale. La parola amore non credo, lo dico, diciamo, appare una sola volta, non so se la leggiamo la poesia, ma non vi dico quando e dove. Quindi okay. È nato così, diciamo, come un gioco, ma in realtà è una... non so se proprio chi ha usato questa espressione, non io, è una poefrasi. Non è una parafrasi, è assolutamente slegato, se non come ragionamento, cioè come spunto, come ispirazione. Però è una poefrasi, nel senso che è legata le poesie sono legate a quel libro, dialogano così. Pasquale, io siccome ho un pubblico anche di persone che effettivamente non bazzicano molto la poesia e sono addirittura al di fuori dell'Italia, a parte questi capelli, perdonami, che sono venuti in modo orrendo, voleva essere bellissima per questa intervista, va bene. Allora, Pasquale, io volevo leggere un po' della tua biografia per presentarti anche al di fuori dell'Italia, anche se tu già sei conosciuto. Pasquale Vitagliano vive a Terlizzi, giusto, no? In provincia di Bari. E il paese di Nichi Vendola, ecco, famoso. Il paese di Nichi Vendola, che ok, il paese di un amico. Terlizzi. No, non vive più a Terlizzi, però è nato a Terlizzi. Ok, poeta e critico letterario per riviste locali e nazionali, ha scritto per Italia Libri, La poesia e lo spirito, no, ha scritto, tu scrivi ancora, no? Rebs, Sì. Indiana, Neobar, Nuovi Argomenti, Il Ponte. Ha collaborato con le pagine culturali della città, quotidiano della provincia di Teramo. Collabora con la rivista Incroci, diretta da Raffaele Nigro e Lino Angiuli, e con le pagine culturali del Manifesto e la Gazzetta del Mezzogiorno. Ma non è che insomma, non è al passato, al presente, tu ancora scrivi nel Manifesto. Quindi, sì. Menzione speciale nel 2005 al premio di poesia Lorenzo Montano Città di Verona, sezione opera inedita.
Nel 2006 tra i segnalati nello stesso premio, sezione poesia inedita. Nel 2006 ancora ha curato la sezione riservata. Dio, chi te l'ha scritta la biografia? Io avrei aggiustato delle cosette. Nel 2006, nel 2000, va bene. Ho biografie, diciamo, mi hanno chiesto una biografia lunga, diciamo, Vabbè, la non è possiamo correre. questo Ma mi puoi ha saltarla, puoi saltarla questa. sì, la modestia dei grandi poeti. Nel 2006 ha curato la sezione riservata a Italia Libri dell'antologia della poesia erotica AT Editore e tra gli autori che hanno curato l'opera critica alla poesia nel secondo Novecento, edizioni CFR, nel 2010 la silloge di poesie civili Europa è stata inserita nell'antologia Pugliamondo, un viaggio in versi curata da Bele Longo, che salutiamo. Nel 2011 ha partecipato alle opere collettive in Poetico Mafioso, 100 poeti contro la mafia, curata da Gianmario Lucini, famoso anche lui, e la versione da Giuseppe Poeti per Don Tonino Bello, curata da Bele Longo. E ancora lo salutiamo. E tra i poeti antologizzati nello studio A Sud del Sud dei Santi, sinopsie, immagini e forme della Puglia poetica a cura di Michelangelo Zizzi, Lieto Colle. Nel 2013 è stato finalista nella 16ª edizione del premio Poesia di Strada di Macerata. Nel 2015 è tra i primati nella sezione Cultura e Costume del premio Michele Campione dell'Ordine dei giornalisti della Puglia. È presente nell'antologia Come sei bella, viaggio poetico in Italia, curata da Camillo Langone, inserito nell'Atlante dei poeti curato dall'Università di Bologna. Ha pubblicato queste raccolte che io ho letto, tranne quella Internolibi, Amnesie amneotiche, Il cibo senza nome, Come i corpi le cose, Apostoli, poesie sul calcio, Habeas corpus, del fare spietato e quest'ultimo qui. Ok, abbiamo detto un attimo di biografia, di ciò che hai fatto, anche se una vita non può essere assolutamente riassunta in queste poche righe. La tua vita poetica, Altro che poche righe, troppe. Pasquale, quanto c'è della tua vita poetica in questo libro? Allora, ti dico subito e brevemente, anche se molto filtrato da questo dialogo con il testo di Barth, ma considera che Ezra Pound, parlando con Pasolini, definiva la poesia come un discorso tra persone, un ragionamento tra persone intelligenti. Detto questo, io credo che nella poesia, a differenza per esempio che nella narrativa, che pure per gioco, per piacere personale io frequento, nella poesia l'elemento biografico è essenziale. Io credo che la poesia sia la vita anche dei poeti. Non si può dire la stessa cosa di un narratore, di uno scrittore, dove la finzione, anche lì dove la scrittura è realistico, documentale, l'esercizio, no? È importante. E quindi è tutta la poesia è tutta la vita di un poeta. Ovviamente non va, questa cosa che dico non va interpretata, tradotta col mero dato biografico, no? Non è che se si parla di un'amata è un'amata particolare, sono tutte le amate o tutte le disamate, però cioè vibra continuamente nella poesia la propria vita, quindi il dolore e la grazia, che sono due poli di questo dialogo costante che la scrittura poetica permette e impone allo stesso tempo. Volevo leggere un testo, ne leggeremo Sì, alcuni. Segni. sì. Ci contendiamo solo un'immagine di noi. Pensi che siamo meno di un film di Godard. Non vedi che c'è molta più vita fuori campo. Esistiamo nel punto cieco di una immortalità provvisoria. Le definizioni che dai sono veramente altissime. Non so come hai fatto a scrivere questo libro. Comunque ti do i miei complimenti da poeta. Non lo so come hai Sì. fatto. Perché Grazie. i miei amici
L'ho sentito molto, diciamo. In realtà, appunto, la provocazione dell'amore era un assist involontario, proprio per quello che dicevo, cioè il rapporto amoroso. Infatti Barth, no, parte dicendo che di amore, tutti parlano di amore, ma nessuno in realtà discorre, no? L'amore è una sorta di postura o una figura, no? E, e invece fuori da questi schemi, nella fluidità e nella indivisibilità tra corpo e anima, quasi banalmente tutto è amore. Io non credo ci possa essere poesia senza amore, anche la poesia civile, anche la poesia, anche una poesia metafisica. Io per esempio non faccio una poesia realistica, no? Di natura, che è anche difficile fare, per carità, non faccio giudizi. Io ho una scrittura, come dire, geometrica, statuaria, se posso usare, più che pittorica, però almeno nelle intenzioni, non so se ci riesco bene, però vibra. Diciamo, io senza dolore non avrei scritto nessuna poesia, così come non avrei scritto nessuna poesia senza grazia, anche quando scrivo una poesia intellettuale, metafisica, ecco. Sì, il senso dello scrivere, del provarsi, parlare della condizione umana, quindi l'amore è un assist, anche se tu lo dichiari, scrivere, questo è un po' sul finalismo del progetto, che scrivo a fare quando ci sei tu. Si rincorrono il corpo vivente e il tuo calco vissuto. La poesia non serve quando si vive. Anche Dio, se fosse presente, se ne andrebbe al mare. Bellissimo, veramente. È proprio questo, noi viviamo su questo filo, no? Sia ad altissimo livello, cioè Dio stesso, no? Simone Weil sulla decreazione fonda tutta la sua teologia, cioè Dio si ritira, cioè per creare il mondo si ritira e restano le sue forme. E quindi la poesia sta su questo crinale tra il vuoto della vita, quando non c'è vita c'è poesia, e però nello stesso tempo la riempie. No? Voi immaginate una vita senza poesia. Ecco, molti di quelli che anche dileggiano i poeti, poi quando vanno a correre, il commercialista, il broker, adesso con i social, no, magari dice in una riunione tu stai zitto che sei poeta, però lui se va a correre poi posterà la sua poesia sul tramonto, no? Anche quella è una forma di riempimento, no? Però ecco, su questo crinale vuoto, pieno, significato, segno, creazione, assenza, scorre la vita, e la poesia è una sorta come dire, di lingua, no? Che permette di tradurre questo mistero bellissimo che è la nostra esistenza. È straordinario il modo in cui parli dell'amore, come condizione anche risolutiva. L'ironia è un conto, però l'amore è una condizione seria, l'amore è un fatto serio. Guarda, no. Cioè, banalmente e laicamente, diciamo, è la grande invenzione, se posso usare questa espressione, del cristianesimo, no? Che buttato lì tutto è amore, sembra quasi una banalità, ecco, appunto, da alba mentre si corre sul lungomare. E in realtà, diciamo, tematizzato, approfondito, ragionato, arrivi invece a cogliere il significato profondo di questa espressione apparentemente banale. Anche quello che io parlo sempre del fatto che senza amore non ci sarebbe neanche lo scandalo di fronte alla violenza, no? Fronte all'orrore umano.
soprattutto, vabbè, Ecco, questo l'immagine di dialogo, casa. no, avviene anche fisicamente. Tu immagina se noi non avessimo insieme alla parte oscura questa fiammella, di fronte all'orrore saremmo insensibili, Sì, in effetti, saremmo indifferenti, perché farebbe parte come un predatore animale che uccide la propria preda, ecco, saremmo esclusivamente nel mondo della necessità. Invece noi che stiamo, noi umani che stiamo nel mondo della necessità, cerchiamo di liberarcene, come con l'amore, dico amore, ecco, non come postura, come compassione, come grazia, come dialogo, sono sì, tutte però forme dell'amore. diciamo che Gandhi, la non violenza come strumento di potere, quindi l'amore come strumento di potere ormai non si porta più. E solo Perciò dico, non si scopre Il niente, Papa che il Papa dovrebbe agire in tal senso, no? infatti, Il perfettamente. nostro richiamo come poeti, noi non facciamo poesia impegnata perché non stiamo facendo della politica, però impegnati nel senso civile sì. Io batto ancora su Gaza perché comunque quello che stanno facendo a Gaza è una barbarie senza epoca. Secondo me al pari di quello che è successo veramente nei campi di concentramento, cioè è qualcosa di impensabile. Io quando guardo le immagini di Gaza non riesco a guardarle, Pasquale, per più di 5 minuti perché il cervello va in fumo. La violenza è così tanta, la crudeltà è così tanta che io non ci riesco, il mio cervello va in panne. Se ci vivi dentro, io non so le persone come fanno a viverci, perché da suicidio è impensabile quello che sta succedendo a Gaza, però chiaramente lo strumento dell'amore, della non violenza, Gandhi, no? È in mano ai potenti. I potenti riescono a percepire lo stato di grazia che potrebbe dare l'amore, che potrebbe dare il messaggio della diplomazia. Non riescono a fare, io ne dubito, perché infatti le cose sono ancora così. Quindi dubito che i poeti possono arrivare all'altezza di pensiero, i potenti possono arrivare alle altezze di pensiero di un poeta. Io cito sempre Pertini. Pertini era un uomo di grande cultura, no? Pertini è stato un uomo straordinario per noi italiani, noi ancora lo elogiamo di tutto quello che ci ha dato, ha regalato, di tutto quello che ha partecipato per noi, sia dal punto di vista della legge, della morale, dell'etica. Pertini, ma era un uomo di grande cultura. Al giorno d'oggi i poeti, i potenti della terra non so se abbiano il grado culturale di capire anche un semplice libro di poesia, ne dubito, perché sarebbe bello vedere più spesso i potenti citare i poeti, magari per ogni nazione quello di punta, ritornare proprio agli albori. Ieri stavo vedendo dei musei negli Stati Uniti, nel Maryland c'era questo museo che aveva citato Whitman, simbolo, no, degli americani, oppure lo stesso Stevens. Noi in Italia abbiamo i grandi poeti, che ne so, Dante, D'Annunzio, Montale, per dire proprio ai minimi termini della poesia. La poesia serve come strumento politico? Sì, serve, soprattutto quando poi viene attraccata, viene radicata in dei progetti, come hai fatto tu ne hai fatto strumento civile, quindi il richiamo, nel mio caso a Gaza, tu a cosa ti riferivi? C'è No, no, tanto. è lo stesso a quello, tanti, quello principalmente in questo momento, il più evidente, quasi terribilmente monotono, no? Nella sua Assolutamente. crudeltà. Terrificante, terrificante quello che stanno facendo. Terrificante, In un terrificante. anno. Però vedi, ecco, non vorrei intraprendere appunto discussioni che sono, a parte che non è la sede, ma poi complicatissime. Ricondurrei proprio l'esempio che hai fatto per concludere, proprio al tema dell'amore. In fondo, che cosa... Ora, se riduciamo alle categorie, quella situazione ad una categoria individuale, ad una dimensione individuale, no? Infatti il richiamo ossessivo di Netanyahu a quel terribile, tragico, orribile evento di ottobre, no?
e poi allo sterminio, alla Shoah, ecco, quella memoria è una memoria monca, cioè di quella esperienza è rimasto soltanto l'orrore per loro, per queste persone, e quell'orrore lo, come dire, lo perpetuano, tracima. Se fosse rimasto anche l'amore, si renderebbero conto, proprio le persone, non voglio neanche parlare degli stati, forse avrebbero una illuminazione. Quindi magari se parlassero con qualche poeta grande, no, del paese, del loro paese, di quelli autorevoli, ecco, basterebbe che insieme all'orrore che c'è, perché non è che sono pazzi, all'orrore che hanno provato per le loro cose, avessero un po' di compassione e di amore, ecco, anche quello che sta accadendo gli apparirebbe diverso e forse si fermerebbero perché direbbero: cavolo, no? È come se tu ti risvegli, no? Stavi guidando con eccesso di velocità, in stato di ubriachezza, e dici: cavolo, attenzione, che stavo per fare? Che cosa ho fatto? E invece Sì, no, prevale solo questa dimensione. tu citi Il nostro conflitto costante tra orrore e grazia negli stati esiste, e però più facilmente propende per un verso, perché si collega ad altre questioni, il potere, il territorio, la sì, religione. restando sempre sul letterario, tu scrivi: scandalizza più la nostra storia senza nome. Il suo priapismo femminile ci fa strisciare indietro. Le sue cornicette a lume di candela ristagnano sulla folla. Muovere il sole oggi più che osceno e patetico. Con sole chiaramente si intende tutta la parte luminare che può fare qualcosa, perché il significato è anche politico. Tu, per citare Barth, mi hai dato Certo, anche un significato certo. storico-sociale. Quindi come muovere la storia? E questa è la preoccupazione più grande, non tanto il rapimento del posto. Vivendo, lo scopriremo solo vivendo, diciamo giocando anche col rischio di, di diventare banali. Qui c'è anche un'ironia che non si poteva non toccare in un rapporto di amore che può essere tra un uomo e una donna, tra un uomo e un uomo, tra una donna e una donna, per carità. Qui nel mio caso, essendo io eterosessuale, ovviamente come dire, inevitabilmente diciamo, la mia dimensione è in quello spazio, ma potrebbe anche non esserlo. C'è anche un riferimento al genere inteso come ideologia, nel senso che anche il femminile può essere affetto da priapismo. No? eh, cioè io non augurerei ad una donna che per emancipare debba assomigliare ad un uomo, sarebbe una sconfitta. Oppure se devo parlare su di me, io ti dico, e non banalmente, ma ci credo, non è una trovata, che tutte le mie qualità sono tutte femminili. Io se ho qualità, sono tutte le qualità che diciamo genericamente vengono date alle donne. Tutti i miei difetti sono tipicamente maschili. Quindi ecco, bisogna incrociare, a volte non essere binari o paralleli, bisogna incrociare obliqui, no? Sì. In effetti, Ambivalenti non è ambigui, ambivalente non è ambiguo, perché ambiguo è non so. Ambivalente significa avere la consapevolezza che se tu guardi il mondo da diversi punti di vista, no, quello che appare in un certo modo può cambiare la propria sostanza. In effetti E, il libro in questione non è solo un libro che ha il sapore politico, civile, antropologico, c'è anche della psicologia, quindi il riferimento che tu hai detto, io mi sono scrutato in quanto persona, ho visto nello scrivere, buon pomeriggio, e nello scrivere ho visto quali sono i miei limiti, i miei riferimenti di uomo nell'amare. Infatti tu definisci anche la natura del contesto amoroso come soluzione dei problemi, dei dolori della vita.
in l'amore in senso largo, lato, come strumento politico della non violenza, ma anche l'amore che prova semplicemente l'uomo. In Assolutamente. questo caso, questa poesia, per esempio, è incisiva in tal senso. Non c'è stato un fulmine, ma un colpo di teatro. Aperto il sipario, sei entrata senza dire una parola. La luce del riflettore ti consacra dentro la scena. Desidero che dopo il lieto fine sopravviva il tuo nome. Bellissimo, l'incontro. Sì, sì, L'incontro e il desiderio di eterno. Come hai sì, fatto sì. con questi endecasillabi? Perché ricordiamo che sono endecasillabi. Sì, prevalentemente perché si adattano bene alle quartine, diciamo, hanno proprio una struttura che un po' appunto deriva dal canto, e quindi sì, viene più facile, diciamo, ovviamente un endecasillabo imperfetto, come dire, più diciamo, attratto dal gioco, dal rapporto tra significato e significante, che diciamo dalla perfezione metrica. Comunque il contesto del rapimento amoroso è anche il contesto dell'incontro continuo, perché gli amanti continuamente si incontrano e si sorprendono. Quindi anche il fatto sopravviva il tuo nome, quando tu ami talmente, anche di amore incondizionato, l'altra persona, vuoi che sopravviva a se stessa. Questo è bellissimo, anche il Sì, sì, desiderio di andare oltre la morte. certo, sì, sì. No, ma non soltanto la vita, e in questo ancora la coesistenza pure con la dimensione etico-sociale, etico-civile, non etico-civile. Sopravviva il nome, nel senso, allora, intanto, per esempio, due amanti che si separano, no? Che significa che sopravviva il nome? Che tu comunque porterai con te il nome, no? La rinomanza di quello che hai vissuto con questa persona, no? Quindi se si salva il nome, si salva anche la sua dignità e quindi la tua, perché hai vissuto con questa persona. Invece in genere le separazioni, io diciamo, anche per deformazione professionale ne sento, ne vedo, no? In genere le separazioni, anche tra amici, per carità, sono eh, così violente. E il primo, a parte il caso drammatico della violenza fisica, però se ci pensi, cosa si colpisce subito? Il nome, inteso proprio come rinomanza, no? L'entità, Ora, questo l'identità. valesse anche per la vita civile, no? Perché siamo diventati insensibili? Perché non c'è più attenzione e sensibilità alla rinomanza, cioè no, il mio, che non inteso borghese, no, come poteva essere in passato perché era legato allo status sociale, no, socio-economico, per cui il mio casato, no, dico il nome di Sabatina, che quindi è direttamente collegabile a quella esistenza umana, no? Bisogna difendere la rinomanza, cioè l'onore del proprio nome, che ecco, in una guerra, in una situazione di violenza, di orrore collettivo, si elimina il nome subito, immediatamente, no? Ecco, proprio nella Shoah mettevano, no? Li marchiavano con un numero, ma a Gaza noi non conosciamo i nomi, sappiamo il numero, conosciamo il numero dei bambini morti, non sappiamo i nomi, è meritorio il recupero di memoria. Benissimo fa libera, ecco, un rito, un momento rituale che un piano completamente diverso conferma quello che dico. Quando il 21 marzo non tutte le vittime di mafia. Quindi questo anche nell'amore, cioè nei rapporti amorosi, tu devi poter nominare ancora il tuo amato o il tuo amante e non se ti separi, no, calpestare per prima il suo nome. Cioè, quindi c'è, oltre a quello che tu dicevi, c'è anche questa dimensione. Poi nome, chiudeva bene la quartina, c'è anche Sì. questa dimensione formale. Comunque veramente spingo
anche chi non si occupa prettamente di poesia a leggere questo libro, perché veramente è quello che si può dire Leggiamo... oggi. No, no, Il, scusami. il contendere tra poesia e filosofia. Tu hai trovato anche questo incrocio tra poesia e filosofia spettacolare, veramente si apre a miriadi di interpretazioni, di saggi, veramente una prova grandiosa. Pasquale, io credo che questo libro debba vincere tanti premi o comunque debba Sono risuonare. solitario, debole, marginale, È straordinario questo libro, Pasquale, te lo dico va veramente bene. con onestà. Io non ho tanti riferimenti adesso. L'ultimo poeta che ho incontrato, aspetta, metto vicino così ci vediamo. L'ultimo poeta che ho incontrato è stato Arminio, è una foto con lui perché l'ho incontrato di persona e veramente mi piacerebbe tantissimo poterti incontrare, ma già così questo incontro mi sta emozionando tantissimo e ti ringrazio veramente, Pasquale, per me è una grandissima occasione, sono onorata. Sei un grande poeta, veramente quello che hai scritto è straordinario questo libro. Io sfido gli accademici, perché qua Siena pullula di accademici, prima hai citato Fortini, sfido gli accademici a leggere questo libro e a misurarsi, se ne hanno la facoltà, ma proprio come persona, no? Il fatto a volte, il fatto, no, di voler a tutti i costi far vedere quello che non si è, nel dare una protezione, una sorta di protezione, no? Cicerone, un riparo a qualcosa che tu non fai, cioè sei niente. Invece realmente il poeta cosa fa? Fa la storia, quindi la storia si fa anche col nome, la storia si fa col corpo, coi fatti. Sfido io gli altri poeti che sono entrati nella mia storia. In imbarazzo, diciamo, io per ridimensionare e con un pizzico di orgoglio per confermare che quello che dico lo vivo, quindi non sono cose di circostanza, anche se comunque poi questi contesti sono formali. Un po' io ho fatto anche tanta militanza di base, mai avuto ruoli. Allora, è una cosa che diciamo, chi mi conosce anche su quel lato, ripeto spesso, diciamo, il nostro chi accetta di camminare tra gli altri in tante forme, di mettersi in gioco in pubblico, in questo caso con la poesia, è un po' una sorta di sacerdote laico. Allora tu pensa, diciamo, a una messa. Alla messa delle 7 puoi trovare anche una sola vecchietta, due vecchiette. Non è che la messa non la dici, la devi dire, e per chi crede il sacramento si compie, no? Il miracolo si compie. Anche, quindi per me è importante il tuo incontro, non da oggi, anche l'incontro, e lo dico senza retorica perché potrei raccontare tanti fatti, e la letteratura, l'arte si nutre di queste verità. Se pensi alla vita degli altri, non so se hai mai visto La vita degli altri, che parla di questo agente della Germania dell'Est che controlla alla fine per anni la vita di questo intellettuale dissidente, poi no, cade la Germania, il comunismo, la gente diventa uno spazzino e trova il libro di questo intellettuale, ecco, quindi i destini si sono capovolti. L'intellettuale non l'ha mai trovato, ha saputo però di essere stato spiato, lo cerca, lo individua e gli dedica il libro. Quindi il rapporto tra il grande scrittore di successo è uno a uno, è uno a uno. La magia, il miracolo è uno a uno, non uno a uno con il selfie, che uno a uno tu vai in un concerto, fai la foto, no, stabilire un contatto come in questo momento stiamo facendo noi con chi ci sta ascoltando, un rapporto uno a uno e non te lo dimentichi più, sia nel bene sia nel male, anche nel male il rapporto uno a conferma dell'importanza. Come stai dando insegnamenti. Uno schiaffo non te lo dimenticherai mai, così come una mano che ti viene offerta. E la poesia è questo, è il ragionamento intorno a questi miracoli.
Perché il poeta insegna anche ad essere, a diventare uomini, anche per i più giovani. E il fatto dell'insegnamento, l'insegnare la poesia, come si fa la storia. Insegnare mi sembra pretenzioso, ci salva, ognuno per sé, cioè a me mi ha salvato, io non so, non posso parlare per gli altri. Io posso dire che Magia. la poesia mi salva come uomo, come anche fisicamente, diciamo per le mie esperienze anche fisiche, di vita. La poesia Pasquale, salva. il tema Non dello cura, ma spirito. salva. Ecco, la salvezza, il tema dello spirito, del misticismo, perché tu hai collaborato e collabori con la parola e le cose, che per chi non è italiano è un sito proprio specifico dove la poesia incontra lo spirito. Che cosa vuol dire? Perché la poesia è impregnata di spirito, il poeta è anche una sorta di mistico, perché il poeta è profeta dalla nascita. Quindi con questa poesia, magia, con questo testo, perché non le definirei semplici poesie, sono testi che lasciano veramente a interpretazioni in ogni campo possibile. Abbiamo pure acceso un cero in chiesa, ignari che a volte è la luce che oscura. Viaggiamo senza trovare indicazioni, una preghiera senza sorgente, un voto senza richiesta. Straordinaria. Devo dire, è scritto tutto. E questa è la grandezza della formula che hai trovato. Per questo Preghiera senza sorgente, una letteratura. preghiera senza sorgente, si può pregare senza sorgente, è un Comunque, voto senza richiesta. la Ci prima può parte, essere un voto senza richiesta? oddio, Cioè, fare un voto senza chiedere nulla? Boh, è una magia, questo un miracolo o un paradosso. No? il, Però riuscirci. ma tu come ti rapporti alla preghiera attraverso la poesia? Secondo te la poesia è anche una forma di preghiera, quindi? Sì, ma sì, cioè, assolutamente sì. È una preghiera senza sorgente. La Giusto? preghiera di un credente, se dici il rosario, c'è la sorgente, cioè tu ti rivolgi all'origine, all'energia, alla fonte che tu ritieni origine di tutto. Un ateo, io non sono stato ateo, non lo sono più per un percorso Di eh, conversione. di conversione concreto, non mistico. Ecco, diciamo, il misticismo si aiuta a spiegare, può essere utile, però può anche sviare, diciamo, un cammino non mistico, ma reale, molto concreto. Però un ateo può pregare assolutamente senza sorgente. Eh, Sì, come i pagani, vabbè, No, quello c'è. detto così, no. Detto così come i pagani no, perché anzi i pagani hanno un idolo No, perché e quindi c'è ultimamente una sorgente falsa. No, no, come una forma di, come posso dire, buon senso, di devozione all'esistenza, cioè la consapevolezza di essere deboli, no, di fronte che noi esseri umani siamo deboli, che cosa siamo rispetto eh, alla natura, al mondo che c'è di fronte mentre lo guardiamo e quindi preghiamo ringraziando di esserci dentro, eh, potendo a differenza di tutti gli altri esseri viventi averne la consapevolezza, che è una cosa comunque per quanto incredibile, ma anche riguarda incredibile. la poesia, anche magie, la messa, il cero, io ho l'abitudine di andare a messa tutti i giorni, non lo so se lo sai, da quando ero ragazza, ma l'ho ripresa questa abitudine, sì, mi piace Non c'è proprio. niente. Emmanuel Carrer inizia uno dei suoi libri più belli, Il Regno, che lui ha avuto tante fasi nella vita, tra cui quella della fede frequentata, cioè lui per un lungo periodo era credente e andava ogni giorno a messa. E da lì poi, quando è finita questa furia, in questo caso non la posso chiamare diversamente, questo furore religioso,
ha iniziato a scrivere Il Regno, no? Questo libro sul cristianesimo delle origini, quindi È vero. perché? Anzi. No, vabbè, facciamo di questi discorsi anche per chi non ci segue, perché il sito Le parole e le cose è gestito al momento anche Perché da... è lo spirito, ti devo correggere. Le parole e le cose sono gli accademici, no? Perché lo spirito si chiama così Però perché sta... lo spirito è me a citarli, perché io adesso mi levo il sassolino dalla scarpa, perdonami. Allora, in Italia ci sono due grandi siti. Questo è Le parole e le cose e quest'altro che è molto più particolare nel mio caso, che è La poesia e lo spirito. Allora, Le parole e le cose è un sito gestito da tanti accademici. Io ho avuto a che fare con ognuno di loro, ho sentito ognuno di loro e conosco non personalmente, ma ci ho parlato con ognuno di loro e non sono stati capaci, da quando io sono nata come poeta ad oggi, non lo so, a te ti hanno inserito, spero di sì, ad essere inserita in quel sito. È un qualcosa, guardate, che ha dell'assurdo. Tu gli puoi mandare libri, gli puoi mandare... Io sono stata anche curata da Gabriel De Sarto, che praticamente è un loro amico. Non ho avuto modo di essere considerata da questi accademici di questo sito, e mi permetto di citarli perché è lo spirito che in me ha agito. Ti E ho perso. ci sei? Ci sei? Lo Sì. spirito, lo spirito. Cos'è lo spirito? Comunque non ho avuto modo di essere citata da questi accademici. Non lo so, a te ti hanno inserito, Pasquale? Ti hanno mai inserito in questo sito? Io conosco e apprezzo pure, cioè io eviterei come dire, non entro e non mi permetto di Io giudicare non quello ti che vedo. dici per le tue No, ragioni. Diciamo, evito lo conosco, lo leggo, però sai, ognuno c'è il proprio, Pasquale, però ti posso dire, a un cioè, certo punto ognuno c'è il proprio percorso, sì, poi sai, questi assolutamente, sono, assolutamente. Non devo togliermi. come ci sono i misteri della fede, ci sono i misteri dei siti. Ah, Cioè, no, però io devo togliermi questo i sassolino misteri dalla dei scarpa, Pasquale, premi, perché i guarda che misteri dei assurdo. premi. No, ci sono premi dove la scadenza è il 21 marzo e il libro esce il 1° marzo e in mezzo a 107, 110 va finalista. Cioè, No, però, sì, sai, ognuno... mi sassolino dalla scarpa perché questi, uno di loro insegna pure alla scuola, cioè il mio collega, come se fosse un insegnante collega, non sono stati in grado di io non sono niente, di citarmi nell'arco di 15 anni, è una vergogna. È Vieni ora, stiamo una... banalizzando con la concorrenza, vieni La poesia e lo spirito, ci Via. sono molti professori, No, vabbè, io no, non sono un professore, no, non sono un adesso accademico, quindi, però però ci sono Pasquale, professori, non non ti cito vedo. perché non voglio usare il loro nome, però basta andare sulla poesia e lo spirito, ecco invece un nome Esatto. che devo fare, che è quello di Fabrizio Centofanti, che Ecco, devo dire. in questo caso solo incidentalmente un sacerdote, dico solo in questo caso perché è un grande sacerdote, ma è una persona, basta dire che ha un sito suo personale, Gesù per Atei, già Eccolo, ti vedo questo. adesso. Lo ha fondato lui, è un intellettuale. Calvino, eh, conoscitore di Calvino. Io ho letto la sua biografia. eh, Lui è un conoscitore di Calvino, ha studiato E quindi approfonditamente il Calvino. nome lo ha inventato lui perché deriva da questa sua ispirazione doppia di scrittore, di uomo di fede e di magistero anche, No, però ci sono atei di altre religioni, guarda, anzi per certi versi sono più bacchettone io che Fabrizio la poesia Centofanti. dello spirito. Questo è un sito veramente a me piace tantissimo perché, vabbè, È molto aperto, promuove molta sì, è poesia, pieno proprio di sostanza, proprio di sostanza, di riflessione, di sono passati tutti da intimità, lì in tanti di anni.
bellissimo questo sito, mi piace molto, mi piace tantissimo. Infatti io è capitato che gli ho mandato anche degli articoli che avevo scritto, perché io qua un accademico a Siena lo seguo, che è Tommaso Braccini, uno solo. No, lui è uno studioso, perché mi interessa anche che lui è uno studioso dell'epoca bizantina, lui insegna all'epoca bizantina, quindi mi piace fare riferimento a questi richiami, sì. Pasquale, volevo dirti che nella prima parte del libro ci sono degli elementi più concreti proprio della passione amorosa, più anche profondi del desiderio amoroso, quindi proprio il fatto che ha a che fare anche con la pena, l'amare. E tu hai parlato del dolore, c'è questa poesia che mi piace tantissimo, l'indulto delle mie pene, mamma mia, io lo trovo proprio un qualcosa da slogan poetico, lo trovo un qualcosa di speciale. Come hai fatto a trovare queste parole? Allora, mi Dov'è l'indulto? Non mi ricordo. sì, Aiuto. Atopos, fuori luogo, che poi Ah, fuori ah, luogo in tutti i luoghi, il luogo dell'anima, no? Mi chiedo quale parte del tuo corpo mi abbia tolto la voce sull'orlo del sonno. Per chiamarti devo toccarti, non dico la grazia, ma l'indulto delle mie pene. Mamma mia, meravigliosa, meravigliosa. La richiesta del contatto, la richiesta del tocco, la richiesta della presenza, no? La cioè, presenza il desiderio amoroso, bellissimo. Ma qui, questo... qui, ho fatto appello alla mia formazione, alla mia professione giuridica, non sono né un giudice né un avvocato, sono un organizzatore Sì, però di l'indulto delle servizi. pene, cioè qualcosa che ha a che fare L'indulto proprio... tecnicamente ti toglie solo la pena, no? E quindi l'amore è così importante che in quel momento fa niente che non ricevi la grazia, no? Che basta anche toglierti la pena del dolore, no? Mamma mia, che bello, che bello. Anche il dolce soffrire. Però dai, è meraviglioso soffrire. Un po' soffrire per amore è bello, perché ci si sente vivi, no, Pasquale? Sì, un po' inevitabile, quindi è bello perché è inevitabile. Allora, ciò che è Sai, inevitabile, uno dice, però. al di là del fatto che sei poeta, al di là del fatto che ho avuto la fortuna nella vita, poche fortune ho avuto nella vita, perché nella vita non sono stata abbastanza fortunata, però poche fortune come quella della tua cura, a me piacerebbe parlare con te al di là del fatto che tu sei poeta, proprio come persona, sei una persona interessante, straordinaria, hai uno spirito, un intelletto proprio veramente come i grandi pensatori. Questa qua, non lo so se Se mi voi... dicono intellettuale mi fa piacere. In Ah? epoca in cui hanno, se mi chiamano intellettuale, guarda, mi fa piacere. Ammetto questa Intellettuali, vanità, ma c'è una ragione, perché abbiamo visto, soprattutto io che sono cresciuto negli anni Ottanta, quindi alla fine delle ideologie che c'è. Quindi hanno la parola intellettuale, l'hanno proprio calpestata. Gli intellettuali erano i rompiballe, le Cassandre, noiosi, non capiscono niente, non parlano alla gente. Per anni, da tutte, anche quelli noi progressisti, quelli di sinistra, infatti si vede la fine che hanno fatto. Invece noi minoritari in quel momento guardavamo Sciascia, Pasolini, ma tutti, cioè indistintamente, Pound, Ezra Pound, che è stato un fascista, no? Per dire, ma sapevamo distinguere, no? Pasolini quando lo intervista quasi si inchina di fronte al poeta. Quindi, avendo vissuta questa stagione di dileggio della figura dell'intellettuale, che invece è importantissima, gli intellettuali, quelli importanti, tu immagina oggi avere Pasolini vivo, Sciascia, cioè, no? Non penso sarebbero rincoglioniti, anzi ci accenderebbero qualche lampadina, no? Per capire di la più. natura Quindi, dell'intellettuale. l'italiano è un intellettuale, non mi offendo, anzi, la mia No, no, vanità che abbiamo una tutti brava si intellettuale. accende. Tu hai scritto la trama poetica del libro di Barth, cioè è qualcosa di, non lo so, è proprio un guizzo, è un qualcosa di straordinario che tu hai fatto. Non lo so come hai fatto, ma è qualcosa di straordinario. Allora, Grazie. l'amore
C'è questa poesia, non lo so se la vogliamo leggere come chiusura dell'intervista o se ti va di stare un Sì, altro po'. sì. No, Perché no, guarda, sta direi di sì facendo perché mezz'ora. sui social siamo in vivo e il tempo non agevola l'ascolto e quindi Sì. non Poi io ho appesantiamo. cominciato un po' prima perché tu hai voluto cominciare un po' prima. A me ha fatto Sì, piacere sì, perché anche mi scuso, però purtroppo sono fuori sede. Magari sì, velocemente, ecco, questo ti suggerirei, ti leggerei due poesie scelte da me, magari per sì, chiusura, se sei leggo solo d'accordo. questa qua, l'ultima che leggo io. Mamma mia, già la malinconia e la nostalgia. Dici amen al lockdown del tuo egoismo, spezza sempre il desiderio in due, l'algebra è la deviazione più perfetta, non guardarti allo specchio, una mano ti accarezza. Bellissimo. Questa poesia è perfetta. Io voglio dire una cosa, Dio, grazie che l'hai creato, perché veramente per me è importante che i poeti siano Mi stai composti. chiamando un sacco di contumelie, direbbe No, ma Shakespeare. sono Guarda, sincera, lo sai bene come no, sono, lo sì, sanno ma lo tutti, so, figurati. Pasquale. Allora, ti Lo so. leggo in chiusura, allora, anzi ce l'ho qua, una catastrofe che collega, Sì, diciamo, la dimensione collettiva alla dimensione privata, no? sì, Quando si dice che il dolore privato è uguale a quello collettivo, però poi ci sono delle differenze in realtà sì. sostanziali. E poi una che è dedicata al cinema, un po' più ironica, che è l'altra mia grande passione. Ecco, un'altra vanità, se diventassi critico cinematografico sarei felice, sono disposto a lasciare la poesia. Scherzo, no, scherzo, Ma no, lo ma sai, per dire, Pasquale, ma lo sai, adoro il cinema. ma io Dimmi, poi dimmi. lo sento questo amore, la visione erotica che tu hai, sì, perché è vero, chi ama il cinema ama anche le scene, le conosce. Non ti vedo. Ok, adesso sì. Ci sono catastrofe. Mm. La settimana fatale è uguale per tutti, sia nell'abbandono che nei massacri. Cadono le stesse gocce sui corpi increduli. Comunque se ne esce nel primo caso in due. Bellissimo. E poi Disagio, che è dedicata al cinema, al film. Visti al cinema, rewind, ho preso male la rincorsa del verso. Visti al cinema muto, siamo ridicoli. In un film francese saremmo patetici. Anche senza delitto potremmo fare orrore. Meglio dal vivo, almeno siamo un documentario. E quindi, diciamo, con questo tono un po' più leggero, Pasquale, chiuderei. veramente, grazie Dio che hai creato Pasquale, ti voglio tanto bene, ti voglio bene, veramente, hai scritto un libro stupendo. Ora mi imbarazzo. Io invece ti No, ma io ringrazio sono perché sincera, no, poi ti se io devo conosco. dire di essere poeta italiana sono orgogliosa che tu sia italiano, che sia un poeta italiano. Io non lo so, mi sento orgogliosa, mi Io sento contenta. conosco solo la tua passione e amore per la poesia, per i libri, per la scrittura, un amore anche che tracima, no? Come è accaduto oggi, ma che è prova, non è una posa la tua e ne sono testimone perché dialoghiamo anche fuori appunto, dall'evidenza. E Comunque quindi ti Pasquale è un grande poeta italiano. ringrazio gli altri. Ringrazio anche chi ci ha seguito, ci Sì, seguirà. sì, sono i nostri amici poeti. Comunque, veramente, tra di noi e fuori di noi, Pasquale è un grande poeta, l'ha dimostrato con questa prova, ha scritto un libro veramente meraviglioso. Leggetelo, non lo so, fate qualcosa per leggerlo, perché non solo è straordinario questo libro, io ero arrivata a un punto che non si può dire nulla, talmente che è perfetto questo libro, quindi veramente un grande poeta, un grande poeta. Salutiamo tutti. Pasquale, grazie, grazie, ti voglio tanto Grazie. bene. Non ti vedo Anch'io. più. Bene. No, ci sono. No, però non Ti si vedo vede bene. l'immagine, non si, non So, io si... ci sono.
Io ti vedo, ci sono, ti saluto, ti sto salutando, ti voglio bene, vi voglio bene. Mi Sì. dicevi che c'è Doris di Sì, Neobar, la sono saluto, anche una l'abbraccio. persona che ti ha scritto un messaggio, poi vabbè, le rispondiamo casomai se ci scrivono qualcosa. Questa diretta la passiamo anche su YouTube, Pasquale, la facciamo Che, girare e che chissà, grazie. insomma, se non ci incontriamo. Ma Speriamo, sì, speriamo. guarda, io appunto organizzo, quindi magari se tu vuoi venire in Puglia, troveremo il modo per farti venire, per invitarti. Da muovere, a parte per la mia vita personale, però ho dei problemi col cagnolino. Va bene. Col cagnolino. No, io, magari invitami a fare una presentazione, ma giusto così per Dai, ma se tu, informare, diciamo, per dare un senso se tu ti alla potessi desiderio muovere, di vederci. se tu ti Va potessi muovere bene, nel senese, non ho capito. se tu cioè tu verresti nel senese qui da noi. Ma perché no? Tu vivi a Siena? Sì, perché no? Io vivo Anzi, ad sarebbe... Asciano. Ah, ok, Sì, vediamo, sì, vediamo. Va bene. sì. Sono tanto contenta. Grazie Pasquale, grazie. Ciao, Grazie buonasera. a voi. Ciao.